Attualmente si viaggia ancora al 50% della capienza. Stiamo interpellando Regione e Ministero per capire se sarà possibile con la zona bianca tornare all'80%, quindi a una capienza quasi normale, ecco, insomma, dei mezzi pubblici. Il comune di Padova sceglie la linea più cauta. Per portare gli autobus alla capienza dell'80% ci vuole ancora qualche giorno. Per ora il trasporto pubblico viaggia ancora al 50% della sua capacità. Prima di fare passi importanti, che però vogliono anche dire piano piano un ritorno alla normalità, stiamo attendendo che ci vengano date delle comunicazioni ufficiali. E intanto è entrato in vigore l'orario estivo degli autobus cittadini con la consueta riduzione delle corse. Bus Italia Veneto e Palazzo Moroni però continueranno a controllare quanti sono gli utenti dei mezzi per eventualmente aggiungere corse. Puntualmente andremo a vedere dove c'è la necessità, come abbiamo fatto in questo momento, e andremo eventualmente a coprire delle necessità aggiungendo delle corse, nella speranza che poi a settembre si possa tornare alla normalità o a quasi la normalità.